Buongiorno cari amici telespettatori, siamo qui a Piazza Europa all'interno del Parlamento europeo con Mara Bizzotto, europarlamentare, Alessio Morosin di Indipendenza Veneta, poi avremo anche altri ospiti. Grazie Mara per averci accolti qui a Bruxelles, direttamente al Parlamento europeo. Siamo in onda alla piazza per Antena 3 Nord-Est, grazie anche ai nostri tecnici che ha messo a disposizione il Parlamento europeo. Io inizierei subito proprio da questa sede con una prima domanda. Abbiamo un'Europa importante che va preservata, va continuata, va mantenuta, ma sicuramente va anche profondamente cambiata, perché l'atteggiamento della Germania in questo momento per le nostre imprese, per le nostre aziende, per il credito è devastante. Noi stiamo perdendo forze lavoro e industrie che se ne vanno dal nord-est, è un problema ormai gravissimo e non possiamo più aspettare. Bisogna che venga erogato il credito, bisogna che ci sia la possibilità per i nostri industriali di accedere ai finanziamenti, le banche devono cambiare atteggiamento, l'Europa può fare qualcosa. Obama è venuto da Merkel, credo che bisogna riaprire i cordoni della borsa. L'atteggiamento della Germania per il nord-est è devastante in questo momento. Sicuramente la Germania, che ha fortemente voluto questa Europa, ha un atteggiamento assurdo in questo periodo. D'altra parte posso anche capirla, sta facendo gli interessi del proprio paese. La Merkel difende i propri cittadini e i cittadini sono stanchi di pagare per un debito europeo che non hanno creato loro. Noi però, veneti, noi dell'Italia del Nord viviamo un po' lo stesso controsenso. Il debito pubblico italiano non l'abbiamo creato noi, non l'ha creato il comune di Bassano piuttosto che di Padova, non l'ha creato l'imprenditore veneto, eppure adesso l'Europa ci chiede all'Italia di entrare in questo famoso patto di stabilità e di diminuire il debito pubblico. Ecco, credo che questa sia la prima assurdità. Non abbiamo pagato per mantenere un Sud e uno Stato centralista e adesso dobbiamo ripagare per riequilibrare il debito pubblico. Quello che dobbiamo spiegare all'Europa è che bisogna rivedere quel famoso fiscal compact che sta distruggendo le nostre imprese. Non possiamo continuare a tassare, come ci chiede anche l'Europa, i nostri imprenditori, i nostri cittadini, perché altrimenti moriranno. Non possiamo permetterci di andare avanti in questa direzione. Onorevole Bizzotto, l'Italia come nazione è un paese pagatore, fondatore dell'Unione Europea, paga molti di più soldi di quelli che riceve, alcuni dei quali tornano a casa anche inutilizzati, tornano qui a Bruxelles. Quindi per noi l'Europa è un costo. Per l'Europa come nazione in questo momento è un costo e non siamo in grado di riprendere nemmeno quello che diamo. Questo è un fatto veramente molto grave, ma lascerei a lei la considerazione dei dati e della politica. Sta verificando un dato assurdo. L'Italia è in difficoltà eppure ogni anno regala all'Europa 4 miliardi. Ne avremo bisogno di quei soldi, invece perché non siamo capaci di utilizzarlo, perché evidentemente qualcuno più furbo di noi, continuiamo a essere un contributore netto, come si dice. Diamo più di quanto riceviamo. Allora, siccome siamo in una situazione gravissima dal punto di vista economico, questa situazione deve terminare e purtroppo mi pare che i governi che si sono succeduti in questo periodo non hanno capito. Vengono qui in Europa a chiedere permesso, vengono qui in Europa ad ascoltare quello che dice la Merkel piuttosto che qualcun altro e non a dire che quei soldi noi li pretendiamo indietro per le nostre imprese, per i nostri cittadini. Mi pare che sarà lo stesso discorso che fa anche Letta quando verrà qui in Europa il 27 e il 28. Ce lo auguriamo. Questo è il primo grande messaggio che porta questo nuovo governo, sostanzialmente di mettere i puntini sulla I. Cominciare a dire, amici, abbiamo anche noi come nazione stiamo dando dei contributi forti all'Europa. Vogliamo mantenere questa Europa, ci crediamo in questa Europa, ma deve essere riformata. Deve essere riformata. Sì. Letta a Roma dice questo, dice che vuole un'Europa diversa, vuole che l'Europa capisca cosa ha bisogno l'Italia. Speriamo
anzi pretendiamo che venga in Consiglio a dire questo, a dire che è ora di finire con questa Europa che continua a tassare. Abbiamo bisogno di puntare sulla crescita, questa bellissima parola ancora vuota, abbiamo bisogno di fondi per le nostre imprese, abbiamo bisogno di meno burocrazia, insomma abbiamo bisogno di un'Europa diversa. L'Europa così non funziona, l'Europa come è stata pensata è fallita, non esistono più gli stati nazionali e vogliamo un'Europa dove sia dato più peso e più soldi alle nostre regioni. Altrimenti credo che se si avanti così l'Italia fallirà e non possiamo permetterci da veneti di vedere i nostri imprenditori, i nostri cittadini fallire per cose, per un atteggiamento che non dipende da loro. Grazie onorevole Bizzotto, e noi daremo battaglia. Siamo venuti qui grazie alla democrazia che mette a disposizione il Parlamento europeo, cose impensabili a Roma sicuramente non potremmo fare, a Roma quello che possiamo fare qui a Bruxelles. Io l'ho sempre detto, avvocato Morosin, la ringrazio per essere venuto qui con noi in delegazione, poi ci raggiungerà anche Gianangelo Bellati e altri europarlamentari, altri ospiti, una puntata molto effervescente, ma grazie a Mara Bizzotto che è stata un po' la promoter di questa iniziativa, noi possiamo dire, avvocato Morosin, lei è presidente onorario di Indipendenza Veneta, rappresenta certo. Quindi delle istanze diciamo molto di base della nostra popolazione. Prima di farle la domanda volevo presentare ai nostri telespettatori questo studio che ho fatto sulle antiche rotte della Serenissima, la questione veneta in Istria e Dalmazia. Voi sapete che io sono molto amante di questi territori, della storia veneta, della grande tradizione veneziana lungo l'Istria, la Dalmazia e la Grecia. Mi ha fatto piangere un po' il cuore vedere la mostra della Croazia che entra in Europa in questo momento. Il 1° luglio ha messo il palazzo di Diocleziano dove è stato catturato mio nonno, era maestro elementare e poi è stato ammazzato durante la guerra, ma poi di fatto anche l'arena di Pola. Ma non ci sono elementi che fanno presagire tutto l'intervento che fa la Regione del Veneto con la legge 15 e la presenza di monumenti veneziani in Istria e Dalmazia. Non c'è una sola fotografia da parte dei croati che entrano in Europa che parli della tradizione veneta. E mi consenta Alessio Morosin una escandescenza tipica del mio modo di essere che non cambierà mai, Mara, anche ma se non sono deve qui cambiare, al Parlamento europeo. non cambierà mai. Non sono cambiata nemmeno io quando sono venuta mai, qua. E te ne do atto, perché non ci montiamo la testa, ma questa è la nostra storia, la nostra tradizione. Perché occultarla, amici della Croazia? Abbiamo 40.000 italiani che abitano in Istria e Dalmazia e parlano la metà l'istro-veneto. Perché occultare e non mettere una sola fotografia dedicata alla tradizione veneta? È una cosa vergognosa. Alessio Morosin. Ma io credo che la questione storica sia una questione importante e apprezzo il suo impegno in questa direzione per far conoscere quello che è un patrimonio inestimabile. Ed è la storia di ieri, se conosciuta, che ci consente di affrontare meglio, di risolvere meglio il problema della triste e drammatica realtà di oggi. E la nostra realtà di Veneti non può essere che una realtà vista in una prospettiva europea, quindi io credo nell'Europa. Purtroppo non è questa Europa, non è l'Europa di burocrati che hanno creato un meccanismo che è fine a se stesso in questo momento, e non è nemmeno l'Europa dei popoli di cui si è professata la nascita troppe volte, si è proclamato l'obiettivo. Se vogliamo l'Europa dei popoli bisogna avere il coraggio di destrutturare, io uso non a caso questa espressione, gli stati risorgimentali, altrimenti avremmo una situazione anomala che si vuol formare l'Europa attraverso il sistema burocratico, lo strumento burocratico, in dispetto, in dispregio a quello che è il sistema e lo strumento democratico. Bisogna necessariamente fare una scelta di democrazia. Prima viene la democrazia e poi viene la burocrazia. Ecco, io vi regalo qui dal Parlamento europeo questo studio, questa ricerca. Grazie. Ho visto che anche lei ha preso posizione, onorevole Bizzotto, sulla Croazia, sull'ingresso della Croazia in Europa. Dopo le faccio questa domanda. Avvocato Morosin, lei sta presentando un referendum per l'indipendenza del Veneto. Vogliamo parlare a tutti e dire a tutti questa grande questione veneta che siamo venuti a sostenere qua al Parlamento europeo?
Ecco, la questione dell'Europa, proprio dei popoli, è una questione che parte da un'iniziativa, quella che abbiamo messo in campo noi, ma che trova il sostegno non dall'ultimo momento, ma da tempo ormai anche dell'onorevole Mara Bizzotto, che in autonomia ma in intuizione tempestiva con noi ha attivato quei meccanismi istruttori, di atti ispettivi che le erano consentiti dal suo ruolo, e ancora l'anno scorso ha coinvolto financo il Presidente della Commissione José Manuel Barroso, che rispondendo a lei e contemporaneamente anche a noi ha fatto capire che non sussistendo delle disposizioni europee che regolano ma nemmeno che vietano, e questa è una cosa molto importante, l'aspirazione e quindi i diritti dei popoli, l'Europa dei popoli abbiamo detto, a raggiungere anche in un quadro sempre europeo delle istituzioni una diversa aggregazione di sovranità e di statualità, evidentemente vuol dire che abbiamo aperto una iniziativa che può consentirci di raggiungere... Devo interrompere per questioni di time out, però dopo questa prima pausa di Piazza Europa ritorneremo su questo importante argomento che è l'indipendenza del Veneto, con il referendum promosso da tutto il gruppo di Indipendenza Veneta, ovviamente sostenuto anche da Mara Bizzotto e dal Presidente Zaia. Guida tutta la Giunta. Possiamo dire che anche il Presidente Zaia è d'accordo su questa iniziativa, Mara? Certo, l'ha detto pubblicamente. Quello che ci auguriamo è che il Consiglio regionale si esprima al più presto in questa direzione. Ecco, Piazza Europa vi saluta, rimanete con noi per qualche minuto di interruzione.